Vertice ieri in prefettura per discutere della disastrata viabilità stradale dell'Agrigentino. Il cartello sociale di Agrigento, oggi attraverso una nota stampa, esprime profonda insoddisfazione per l'esito del vertice che si è tenuto in prefettura in merito all'emergenza viabilità che continua a penalizzare l'intero territorio provinciale. Don Mario, le chiedo il sunto di questo incontro, soddisfatti? Soddisfatti solo del fatto che il prefetto ancora una volta ci ha dato ampia soddisfazione perché ci ha chiamato a questo tavolo di confronto con ANAS, con il Libero Consorzio, però le risposte non sono state proprio soddisfacenti perché i lavori che abbiamo chiesto sui quali abbiamo chiesto notizie, il Ponte Morandi, il Ponte Milena, ci sono tempi troppo lunghi ed è impossibile che si accettino delle risposte che vedano ancora la necessità di sentire tutte le imprese che sono in lista d'attesa con tempi apocalittici, poi con il fatto che il Morandi forse in una prima parte verrà finito nel 2027. Ci sono ancora una volta due Italie con due velocità differenti. A Genova un altro ponte Morandi è stato costruito in meno di un anno, subito dopo il disastro. Qui sono passati almeno 3-4 anni e ancora aspettiamo che venga finita una sola parte, così come anche altre realtà. Siamo troppo lenti e ci aspettiamo che ci sia un velocizzare tutti quei lavori che permetterebbero alla cittadinanza, alle realtà commerciali e alle attività produttive di avere naturalmente ampia soddisfazione. Disagi viabilità provinciale, quale sarà l'intervento del Libero Consorzio Comunale di Agrigento? Il Libero Consorzio si è subito attivato a recuperare i disagi, diciamo, da quasi 20 anni di inerzia. Siamo davanti a un lavoro continuo da parte delle imprese che abbiamo affidato, altre gare si stanno per espletare, quindi la viabilità provinciale entro il 2026 non dico che sarà quasi tutta, diciamo, in ottimo stato, ma diciamo che almeno l'80% diventeranno strade percorribili e transitabili, specialmente quelle che sono di congiungimento tra i paesi. Dopodiché io mi sono fatto parte dirigente chiedendo un appuntamento al direttore generale di ANAS Montesano, che lunedì scorso abbiamo avuto un incontro proprio per un rapporto proficuo di collaborazione. Voglio ringraziare particolarmente il prefetto Salvatore Caccamo per aver convocato questa riunione e per la sensibilità che mostra verso questo nostro territorio. Devo dire che oggi è stato un incontro fattivo. Stiamo comunque lavorando affinché da qua a breve tempo avere, diciamo, la possibilità di avere anche dei finanziamenti per poter ultimare alcune opere strategiche che potrebbero veramente snellire tutto quello che è il traffico, specialmente sulla SS 115 e in particolar modo nei pressi di Porto Empedocle. Il Libero Consorzio si fa anche carico eventualmente di prendere tratte di strada affinché l'ANAS possa magari fare altre opere di variante che possono, diciamo, mettere di nuovo in moto le opere di completamento delle gallerie che sono già state realizzate, bastano soltanto i collegamenti iniziali e finali. Dopodiché ho avuto anche rassicurazione da parte del direttore generale di ANAS che stanno scorrendo le ditte che, diciamo, erano in graduatoria per quanto riguarda il ponte di Milena, e mi ha assicurato che entro un anno questo ponte sarà finalmente realizzato e quindi sarà demolito questo che c'è, dovrebbe tornare, diciamo, alla normale viabilità. Noi chiaramente seguiremo e saremo da pungolo affinché queste opere si facciano nel più breve tempo possibile.